Ma avere un accompagnatore come lui con la Jeep veramente è stato facile arrivare alla cascata del Cadafurco. Che significa, Antonio? Nome che qualcuno lo indica in due categorie. Uno, vieni qua che ti inforco, che è indicato come un luogo dove una volta qua su nella parte superiore ci stavano delle streghe, si raccontava vecchie storie. Un'altra è la biforcatura, che è dove noi siamo, e dove nasce questa cascata che è alta 30 metri e dietro di noi forma una pancia chiamata la marmitta dei giganti, perché è della sua propria dimensione. Senti Antonio, ma che fiume è qua? Cos'è il ruscello che arriva qui? Questo è l'affluente Milè, che affluisce nel fiume Fitalia che scorre e arriva fino a giù a Rocca di Caprileone. Ed è l'unica cascata che c'è in questo torrente? Cascata di questa altezza e queste dimensioni sì, è l'unica cascata che abbiamo in zona alta 30 metri. Nelle parti superiori ci sono anche altre piccole cascate, ma dall'altezza dalle 5-6 metri, massimo 8 metri. E pensate che la cosa più bella per me è stata arrivare qui e vedere la gola e scoprire all'improvviso questa cascata, perché la gola è bellissima, c'è una roccia, cos'è, calcarea mi pare, sì. E poi che si staglia, ora fra poco la vedrete. Senti Antonio, qual è, ecco, direi io, l'impressione dei turisti, di coloro che vogliono venire qua, perché vogliono venire, no? Sì, pure tanti. La strada è un po' tortuosa, come si è potuto vedere, ma quando arrivano qua ne vale proprio la pena, perché arrivano in un posto magico dove trovano una bellissima cascata, anche se c'è temperatura altissima qua c'è sempre ventilazione, quindi una temperatura fredda e un po' umidina. E in più sono ammailate da questa roccia basica che è di colore giallastro, quindi dà il suo fascino. Senti Antonio, ma si può fare il bagno lì? Sì, nella marmitta dei giganti, che sarebbe la pancia che noi vediamo dietro di noi, tantissima gente arriva e fa il bagno, l'acqua freddissima, in qualunque periodo dell'anno è sempre fredda, la temperatura è sempre quasi costante e arrivano appunto per questo. Siamo all'incirca intorno a 850 metri sul livello del mare. È vero che voi fate anche la scalata con le corde di questa cascata? Sì, vengono fatte delle manifestazioni dove si fa la discesa, la semplice discesa in corda e si arriva all'interno della cascata, nell'acqua. E come si fa a salire lassù? Quello c'è un sentierino adiacente dietro che si porta sulla gente e da là man mano con degli istruttori si fa scendere giù. Anche se il professore Di Longi credo che lei l'abbia studiata questa cascata, no? Sì, diverse volte siamo venuti con le escursioni, anzi una delle prime escursioni che abbiamo fatto quando abbiamo aperto il museo è stato proprio qua, perché c'era la Petagna ed era il luogo più idoneo per poterla vedere da vicino senza bagnarsi, e in questa zona chiaramente sono venute tante persone, anche che sono venute anche dei botanici, per vedere proprio questa Petagna, perché è importante dal punto di vista genetico di questa Petagna, perché è una Petagna che ha un fiore particolarissimo e che tutt'oggi non c'è nessuna pianta vivente che abbia la stessa conformazione del fiore. Noi abbiamo visto proprio all'entrata della bocca qui della cascata. Della cascata, sì, è già fiorita, perché normalmente fiorisce tra marzo e maggio. Ora sarà insieme e comunque questa pianta è importantissima, è il fiore all'occhiello dei nebrodi, o meglio di una parte dei nebrodi. Come le dicevo, è stata scoperta da un certo Giovanni Gussone nel 1814, che era direttore dell'orto botanico di Bocca di Falco, e facendo delle escursioni in queste zone ha trovato questa pianta che ha dedicato al conterraneo Vincenzo. Sì. Vorrei riprodurla in un vaso. Dunque, questa pianta intanto ha bisogno di acqua continua, perché ha pochissime fibre legnose. Questo è qui. Esatto, perché normalmente dove può stare? O dove ci sono sorgenti o dove c'è lo scolo di qualche fontana. Se ci manca l'acqua, non avendo molte fibre legnose, si appassisce, si affloscia. È inutile portarlo in un vaso? Sì, lo potrebbe utilizzare, cioè potrebbe far crescere in un vaso, però dando acqua durante il giorno, cioè non deve mancare l'acqua, perché se manca l'acqua muore. È una pianta che ha una radice, ha un tronco sotterraneo, quindi un rizoma, da cui partono delle radici sottili che vanno in mezzo alla melma, in mezzo all'acqua. Il fiore particolare qua com'è? È un fiore che ha un fiore femminile, quindi con l'ovario, attorniato da fiori maschili. Questa è la caratteristica di questa pianta, per cui non essendoci nessuna pianta vivente, tutt'oggi si fa risalire a circa 30 milioni di anni fa.